Da belle chimbe mese su comune de Nugore scherza bilancio de previsione. Mancari sia tazzai scadi su tempo su galo non sono stati approvati e manco postos in sordine de traballos de su cussizzu comunale né su bilancio de previsione 2016 né su consuntivo 2020. Semmo su a sue chimbe mese d'esercizio provvisorio di su bilancio pro quest'anno manco sa puppa, pro non fa vedere di su vatto che non si schiti commentano a tan causa scontor des'anno passato. Allo denunziare ste Pierluigi Saiu, cussizzeri comunale de Uniti per Nuoro in una notta. Saiu su talini attacchi su comune sta in ritardo e chi sa regione la invià un avviso. Intro su 3 de maio su comune de Nugoro de piata notificare sos estremor de sos attos consigliare di approvazione, o si no nos data de convocazione pros approvazione. Iscrive Saiu, ma oie non hanno approvato né su consuntivo 2020 né su bilancio di previsione 2016 e manco hanno convocato su cussizzu pro los approvare. Deso scontoso de su comune duncasa ne mosi schinnudda. Noi schimmus si batto un avanzo des esercizio precedente e si beste come te l'hanno impreare. Mancata su documento unico de programmazione. Secondo Saiu, vinza sa minimada desa stassasa fatta su 30 de aprile e sti stata approvata che si schire si so scontoso de su comuni su una ordine e procussu Saiu pediti sa convocazione de su cussizzu comunale. Tra un mese e mezzo de studentes italianos hanno fatto l'esame de maturidade. Promedas a questa prova a sinzare a cabo de su percorso de studios e su principio di un tempo de dudas legau a sa chirca de un posto de traballo. Faina non facile, su prudes arbortas impossibile in Italia chi prosa disoccupazione giovanile a ta numerosi spantosos. Pro non fa vedere de sa Sardegna ove sa disoccupazione sta prur de su 40%. Atteros o pizzinos hanno assicire che in su universidade che si spera de aree plus possibilidades in su mondo de su traballo. Pro esplicare come anda a togliere su mondo de su traballo a possibilità de chi data su mercato internazionale e nazionale e sormudamento sinatus a consulta provinciale de sus studenti desa provincia de Nugoru che in su patrocinio de su Ministero desistruzione e de su uffici scolastico provinciale hanno promoviu una die dedicata a s'orientamento. A su seminario intitolato Prospettiva lavoro, conoscere, comprendere e orientarsi per affrontare i cambiamenti in atto in Italia e nel mondo, hanno partecipato esperti desa cooperativa sociale San Camillo dell'Ellis de Tattari e su seminario si sta uvatto in Saula Magna dell'Istituto Superiore Ciusa de Nugoro. Paola Appeddu, esperta de servizios socio-educativos e docente de impresas in fase di avviamento pro uno scantos o enter formativos, ha faveddau che in sosi studentes e desas classes quintas de su concetto de traballo, de sormudamentos che in sa globalizzazione, de comente sorzovanos biene su mondo de su traballo. Che in un decreto de belle 85 milioni di euro si che so spaccamento de sos azudos previdio de su piano di sviluppo rurale 2017-2013 e finanziaus che in su programma nuovo all'unare restesa regione in una notta. A mantenne sos impinnos piccaoso dai Agea e dai su ministro Maurizio Martinez Ardiescoladas est un usinzale de profetto a naus assessore a agricoltura Elisabetta Valchi. Erisi iscrivete a regione s'organismo pacadore nazionale ha approvato un decreto de pagamento pro 1349 di chi pertoccano a misuras che ha investimentos aziendales, forestazione, infrastrutturazione rurale e gaisi chinde. Sa regione sottolinea che so spaccamento zaivatos in sos primos 15 meses di attivazione de su PSR 2014-2020 finza sa commosunu de 44 milioni di euro. Semo su isettandes a liquidazione de plur de 14 mizza dimandas de indennidade compensativa. Prosa scalese sono sta zaivatos sos controllos o previdios o prosupaccamento automatizzato de competenze de Agea, ma so spaccamento sana facchere da esacchi da Kintrata, ata concluius assessore Valchi, sas aziendas sardas però sungali settande su paccamento de su saldo pro su premio unico. Ana essere plur de chimbichentos, sospensionaos sardos o chi in Roma a piccare parte a sa manifestazione nazionale organizzata da SPCGL, FNP CISL WILP WIL pro amparare questa categoria de cittadinos o chi è sempre sprur iacarada e pacata sosi seperos isegeraos desor governos. E mentovammus una norma pro tottus, salezze vornero.
A questa norma li depimus torrare gracias a prosupore de esodaoso chi galuoi esunisettande rispostas. In s'ambitu de sas chistiones nazionales, sa delegazione sarda ta faveddare de sos bisonzos de sa Sardigna, a ta pedire una fiscalidade prus equanime e giusta chi in detrazione fiscales uguales intre pensionaoso e traballadores attivos, sos 80 euro a sas pensiones prus bassas, e schirriare intre previdenza e assistenza, flessibilidade in essia. Este su cominzu di una scantas iniziativas, ananauso segretario generales e regionales Mina Cilloni de sa CGL, Piero Agus de sa Cisle, Rinaldo Mereu de sa UIL, che hanno per toccare sa Sardigna puru casa giunta pigliaru depete piccare in consideru chistiones che a su sozio assistenziale, sa autosufficienza e sa povertade, ascurtande sas categorias interessadas e duncas sospensionaos puru. Una questione che ultimamente sta pessamentando sospensionaos sardos est sa riforma e sa riorganizzazione de sa sanidade sarda. In sa questione de su rincaru de sos traghettos, denunziao de unos cantos associos de consumidores che a Adiconsum e de sas organizzazioni de categoria de sos albergadores interveniti Ugo Cappellacci, coordinatore regionale de Forza Italia. S'intervento de sos associos ha aperto un aghidu in su muru de gomma de sa giunta regionale supra sos trasportos marittimos. Plur de un anno e mesu a oie, scrive Cappellacci, su cussizzu a pustir de una mozione de Forza Italia a timpinnau su presidente de sa regione a averguare sos prezios e a contrastare cali si sia punna a ponnere tutto in manos de una persona bia e a contrastare su rincaru de sas tariffas. Finzas a commo però s'esecutivu non ha fatto nudda e non ha mutiu nudda manco cando su mere de mobis a comporaus a Tirrenia puru e catimbolau a mares occasione chi l'ha dau un ricurso nostru vinchidore indennantisi de sa Corte Costituzionale. Promore de su traballu vattu de sa giunta de centrodestra, sa Sardigna depe ponner bucca in sa convenzione intri si Stadu e sa compagnia de navigazione, ma sa giunta pigliaro a sottoscritto modificas a chi sono de profettu pezzi pros armadore. Pro su rincaru de sos traghettos o de su 2011 sos armadores aian avocausi scotticu des aumentu de su prezzu de su carburante. Como chi su prezzi est abbassiau, depi murbiere una minimada de sas tariffas puru. E dao chi si stagione turistica oramai este pro cominzare, sa giunta regionale si che depe cazzare su sonnu e averguare s'andamentu de sos prezzios. Amparete, a su mancu pro una volta, sa Sardigna e torrete a gherrare pro vacchera manera chi siano sannavese a servizio de sa Sardigna e non su contrario.